Amici di Rugby House, un saluto dallo stadio Mario Battaglini, da Alberto Guerrini e da Antonio Romeo, buon pomeriggio, buon rugby, anzi buona serata. Deve provare a questa sfida. Perry John a due mani, grande spinta comunque dei bianco-blu trevigiani, si riorganizza il pacchetto Rodigina, Edo Lubia sulla palla, arriva la spinta del pacchetto, dai Bersaglieri, andiamo in spinta, dai che prendiamo un calcio. È un buon abbrivio, è un buon abbrivio. È un carrettino di 15 metri ormai. Edo Lubia è pronto a staccarsi dal raggruppamento e andare a schiacciare in meta. C'è anche un penalty forse per il Rovigo. Ed eccola lì la meta del Rovigo. Ecco la meta. Siamo andati dalla rimessa a trave verso il centro, quindi questo ha anche facilitato poi. Verso Menò arrivano il sostegno offensivo del Rovigo. Sbadabanget di Tenga sulla difesa del Mogliano. Divelta. Rovigo, terza fase ancora con gli avanti. Sentono l'odore dell'area di meta del Mogliano. Rovigo a pulire il pallone con Basson. Dentro con Maran, se non sbaglio. Questo è buono perché fuori, se era una palla veloce, fuori avevamo un'iniziale superiorità, però ancora Fratti. Mogliano è in questo momento fuori, ha ricostruito bene la linea. Attenzione, ed è un'altra meta. 14-0. 2 minuti in una situazione, ma riescono a organizzare il drive in spinta ora i bianco-blu trevigiani. Rodigini che cercano di rallentare, e però mi sa che qui c'è la meta del Mogliano. Uno come Buondonno non è certo, una scelta facile. non è certo facile. Marco Fratti che poi si tira fuori e affida a Tenga la palla. Il pilone destro Rodigino guadagna altri 2 metri, scarica per Stefan Basson che mette dentro un calcio di rimbalzo. Ancora la mischia del Rovigo che stappa tutto, ma lascia giocare, poi arriva un calcio di punizione. C'è solo una squadra in campo, perché dobbiamo dirlo. Con tutto il rispetto per il Mogliano, 7-8 metri alla linea di meta, scarico all'esterno, Renata, finta, ma non riesce a trovare la meta. Sono di là della linea di meta, eccola lì. La difesa idoneo per rallentare l'uscita del pallone e contestare la palla di Rodigini. Maran, questa è una palla veloce. ancora Chilò, palla fuori, Rodriguez, McCann. Mogliano chiude i varchi, ma arriva ancora Chillon che riesce pestando sui piedi e arriva a marcare la meta. Una meta forse di Chillon. Il mortaio. Vediamo un po' l'esecuzione di Steffi che centra i pali. Altri 2 punti. È andato a marcare la meta del pareggio del secondo tempo. Grande spinta del Paccaro di Gino, ora veramente il Mogliano non sa più come contrastare le folate offensive del Rovigo. Dentro Majstorovic, ancora un placcaggio di Alvorsen e arriva la meta di Menon, quarta meta della partita. Una delle più facili marcature di Manny della stagione nei punti d'incontro, ma in giro per il campo ha sicuramente dato una grande mano non si passa, i Rodigini non vogliono far marcare più gli avversari. Buondonno vola in meta, eccola qua. Quella là, che bella azione questa al piede. Ha tutto il suo staff, la dirigenza. Che sarà presente giovedì nella puntata di Rugby House. Braccato da Machelara, recupera porta Basson. il pallone a Joe McDonald, glielo porta e gli dice: tieni Joe, ci hai portato in finale. Dal Battaglini, gara 2 di semifinale, Femici Z Rugby Rovigo Delta 34, Mogliano 19. Rovigo in finale.